TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella mattinata di ieri, 27 giugno, i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato in stato di libertà un cinquantenne residente a Preganziol, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di minaccia aggravata e porto d'arma impropria. L'episodio risale alla sera precedente, intorno alle ore 23, quando una lite per futili motivi è scoppiata in strada tra l'uomo e due fratelli albanesi, suoi vicini di casa di 30 e 32 anni. Nel corso dell'alterco, il cinquantenne avrebbe estratto una pistola puntandola contro i due giovani e minacciandoli di morte. L'immediato intervento dei carabinieri, allertati dalle stesse vittime, ha permesso di rinvenire l'arma, una fedele riproduzione di un revolver, priva del previsto tappo rosso, occultata all'interno delle imbottiture dei cuscini del divano dell'abitazione dell'uomo. L'arma è stata sottoposta a sequestro e il responsabile deferito all'autorità giudiziaria. Parliamo di sanità. Una forte abitudine alla poliassunzione di sostanze, un crescente uso di nuove sostanze psicoattive e una richiesta costantemente in aumento di presa in carico e inserimento in comunità di donne. Nella settimana in cui si inserisce la giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga, la cooperativa sociale Chase Treviso stila un bilancio dei primi 6 mesi del 2025. Dal mese di gennaio a giugno sono state 135 le persone accolte nelle strutture d'accoglienza, sostegno terapeutico e riabilitazione per le tossicodipendenze e alcoldipendenze che il CEIS gestisce in provincia di Treviso, a fronte dei 74 posti disponibili accreditati, per un totale di 12.825 giornate di presenza totale. Continua la crescita di richieste di inserimenti di donne, tendenza già registrata a fine 2024, quando per la prima volta nella storia del CEIS di Treviso si è raggiunta la percentuale del 50% di utenza femminile nel centro polifunzionale di Treviso. Parliamo di economia. Figura storica della CNA trevigiana, Giampaolo Stocco, 61 anni, guiderà la CNA territoriale di Treviso, organo di rappresentanza provinciale dell'associazione di categoria. Prende il testimone da Luca Frare, presidente provinciale uscente. Giampaolo Stocco è cotitolare della Stocco Fratelli SRL di Castello di Godego, azienda con 50 dipendenti, produttrice di arredo per la casa in metallo. Negli ultimi 8 anni, ovvero per 2 mandati consecutivi, Stocco è stato presidente del mandato CNA di Castelfranco Veneto. Sposato e con un figlio, dal 2023 Giampaolo Stocco è presidente di Ecipa Nord-Est Scarla, società di formazione e servizi delle CNA del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Ed ora lo sport, una passione autentica per il calcio e un grande senso d'appartenenza ai colori biancocelesti nonostante la sua giovanissima età. Sono questi gli ingredienti che hanno reso ancora più speciale l'esame di terza media del 14enne Niccolò Vanin, studente della classe terza dell'Istituto Galilei di Ponzano Veneto e grande tifoso del Treviso Football Club, che mercoledì ha presentato davanti alla commissione un elaborato interamente dedicato allo stadio Mobono Tenni, quale simbolo del calcio trevigiano. Il tutto realizzando per l'occasione, con il prezioso aiuto dei genitori, persino un modellino in scala del tutto dettagliato del Tenni, che poi portato con sé il giorno dell'esame in modo tale da mostrarlo agli insegnanti. Niccolò non si è però fermato qui, visto che ha anche curato la realizzazione di alcune brochure a colori con grafica, storia, stemma e immagini ufficiali del Treviso Calcio e dello stadio, senza dimenticare un dovuto omaggio al leggendario pilota Tommaso Mobono Tenni, cui lo stadio è intitolato. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.